Stop ai tagli lineari ai comuni, stop a nuove tasse, difende la manovra davanti a una platea di amministratori locali veneziani del Partito Democratico riuniti a Milano Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia del governo Letta, e agli industriali che continuano a chiedere modifiche spiega chiaramente che la coperta è corta, il problema sono le risorse. Bisogna però decidere dove concentrare le risorse, perché noi facciamo un intervento sia sul cuneo fiscale, sia sugli enti locali e sia anche a sostegno delle condizioni sociali, penso dalla cassa integrazione agli esodati eccetera. Decidiamo su quali punti vogliamo rafforzare, ma discutiamo anche dove troviamo le risorse. Indigesta al mondo produttivo la legge di stabilità, timidi segnali di ripresa ci sono dal governo Letta e gli industriali si aspettavano più coraggio. Una manovra cacciavite non va a incidere su quello che può essere il rilancio del Paese. Questi tagli, questa riduzione del cuneo fiscale è insignificante. Una manovra di portata triennale non limitata al 2014, ribadisce il veneziano Baretta, che puntualizza: le modifiche andranno concordate con le parti sociali. È una manovra di rilancio, poi sa, la svolta in una situazione come questa è complicata. Eravamo fermi, eravamo bloccati, questa manovra ha una prima caratteristica importante, che non c'ha una nuova imposizione fiscale o un aggravio di tagli. Critici i sindaci, che da un lato apprezzano i piccoli passi in avanti fatti dall'esecutivo, ma temono di essere ridotti a rivedere i coefficienti e quindi aumentare le tasse ai cittadini applicando la nuova trise, la service tax. Ben noto al governo le necessità dei comuni e gli interventi possibili, sottolinea il primo cittadino di Milano, Maria Rosa Pavanello. È stato sottolineato dal Presidente Anci che sono 10 anni che ci sono tagli lineari sugli enti locali e la spesa corrisponde al 15% dell'ammontare della spesa. È ora adesso forse di rivolgere lo sguardo in altri luoghi.